Arriva da Augusta a Licata. L'approdo è previsto per le ore 15. La nave cisterna Ticino della Marina Militare Italiana porterà circa 1200 metri cubi di acqua finalizzati a dare un piccolo aiuto ai cittadini di Gela e dell'Agrigentino. La soluzione è stata individuata con il supporto della Protezione Civile Nazionale dal coordinatore della cabina di regia per l'emergenza idrica e capo della Protezione Civile Siciliana, Salvo Cocina. I dettagli dell'operazione sono stati definiti nel corso di un incontro che si è tenuto nella base navale di Augusta tra Protezione Civile Regionale, ATI di Agrigento, Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, Capitaneria di Pozzallo. L'acqua trasportata dalla nave verrà immessa nella rete idrica in circa 25-30 ore per rifornire il Gelese e l'Agrigentino, permettendo così di liberare risorse che verranno dirottate verso i centri della zona più colpiti dall'emergenza siccità. I costi dell'operazione sono a carico della Regione.